Bisogna superare la categoria perché quella è brutta, è proprio, fai fatica a vedere belle partite, con tutto l'impegno del mondo e con tutto il fatto che la squadra sia diversa dalle altre, puoi vincere ma non ti convincerà mai la categoria, se no non sarebbe Serie D. Mi piace molto di più tutto quello che c'è intorno. La forza di Grella, delle idee di Grella, la forza finanziaria del presidente, le idee che hanno sullo stadio, come le stanno applicando sul centro sportivo di Nesima, quello che vogliono fare anche con altre strutture, quello che verrà fuori tra poche settimane, la preparazione alla prossima stagione. In queste ore sono stato a Ragalna, ho visto quello che spesso non si vede anche nei campionati di Serie B. A proposito di medici, magazzinieri, fisioterapisti, pullman, pulmini, c'era di tutto. Non è questa una... Ripeto, tu puoi vincere i campionati e poi non avere una società. A me sembra che stiamo prendendo una bella direzione a livello sportivo, ma anche a livello societario, perché chi pensa che il calcio sia soltanto il rettangolo verde sbaglia di grosso. Ormai c'è brand, sono occupazioni, posti di lavoro, ci sono mille cose relative all'azienda calcio e quindi secondo me questo Catania è adeguato e pronto per spiccare il volo.